SARS emersi in Asia e Medio Oriente. Dunque un pochino eravamo a digiuno di questo confronto che invece nelle altre parti del mondo c'era stato, però l'identikit del virus più tremendo possibile era già stato fatto, doveva essere un virus con un alto tasso di mutazione, questo, con una illimitata gamma di ospiti possibili in cui installarsi, con una grande stabilità ambientale e avrebbe dovuto interessare le vie respiratorie nel tratto basso in questo caso. In più avrebbe dovuto installare i propri geni all'interno del meccanismo di difesa delle cellule ospiti, dunque tutte caratteristiche. I veneziani hanno pensato di reagire rispetto a quello che era un nemico invisibile, che era la pandemia. Questo è il Fiorato, dove risiedeva il priore che aveva diritto assoluto sugli ammalati, sui contagiati che venivano qui davanti. Guardate, adesso ci arriviamo. Questi sono i palazzi, diciamo, che presiedevano all'amministrazione di quest'isola quando quest'isola era il Lazzaretto di Venezia. C'erano al tempo molti motivi per cui una città come Venezia si organizzava contro le malattie, non soltanto perché naturalmente essendo un porto aveva un grande passaggio di medici e di persone anche dai posti più lontani, ma anche perché era una città che fondava la sua vita sull'economia che derivava da questi traffici e non poteva essere naturalmente interrotta. La peste nera della metà del 1300 aveva dato già una lezione durissima a tutta quanta. Il simbolo di Venezia è il leone alato, però sul libro chiuso, con la zampa sul libro chiuso, come a testimoniare un certo cambiamento anche nelle autorità veneziane di fronte alla malattia. In pratica è come se ci si fosse trovati di fronte a un nuovo nemico che andava combattuto con nuovi mezzi, appunto l'isolamento era la prima cosa che fu escogitata ed è quella che funziona ancora oggi. La prima cosa che si mette in campo contro una pandemia è ancora quello che si usava al tempo di Venezia secoli addietro. Naturalmente qui dobbiamo immaginare un luogo di sofferenza, evidentemente quando si parla di un lazzaretto, ma anche un sistema escogitato per far fronte a qualche cosa che non si vedeva, come se fosse un veleno, un nemico invisibile che si spandeva per l'aria, che non si capiva da dove doveva derivare. Qualche cosa che oggi per fortuna abbiamo capito